Che ti è sembrato di questo numero di apertura? Io non ci ho fatto caso. Buongiorno Renzo. Professor Maggi, buongiorno a lei. Allora, siamo ospiti di uno dei bar più iconici di Taglio di Po, dalla Gianna, e qua ci fa piacere, La moda. visto che ci ha ospitato e, Certo. e ci fa piacere ricordarla. La Gianna è un ottimo bar, se potete frequentatelo. Dovete essere Basso Polesari però. Beh, se avete da Rovigo passate per Taglio di Po. Se da Rovigo passate per Taglio di Po, la Gianna è un ottimi cocktail e soprattutto è il luogo di ispirazione del professor Maggi. È vero. Sai di cosa parliamo oggi? No, Abbiamo parlato della Meloni la volta scorsa. Per lei è sempre, con lei c'è sempre una sorpresa. Allora, la sorpresa è questa qua. Silvio Berlusconi, Berlusconi. che ormai viene preso in giro da chiunque. Poi a me piace Crozza quando lo prende in giro da rimbambito, eccetera. La domanda è questa: c'è o ci fa? Cioè, nel senso che è effettivamente così come lo descrive il Crozza e nell'immaginario cominciamo a pensarla così quasi tutti, o sta recitando un ruolo? Ecco, la domanda è meno maliziosa di quello che si può pensare, perché Silvio Berlusconi è uomo indubbiamente di spettacolo, ma anche uomo molto 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 abile nella comunicazione. Mi permetta un ragionamento: Berlusconi, anche se lo ha fatto in modo molto raffazzonato e probabilmente non efficace, cosa rara, ritiene di aver avuto una ingiustizia e non ha torto. La divisione Forza Italia e Lega sono più o meno Lega hanno preso gli peso. stessi identici voti, anche se 8 senatori in più da una parte e 10 in più dall'altra, e quindi ha fatto le dimostranze in modo troppo palese. Per esempio, quando lui scrive ciò che la Meloni pensa di lui, Voleva che si leggesse. Osteria, sta benissimo, quindi Voleva che si leggesse. lì è stato uomo di spettacolo, quindi non è quello che dice Crozza, l'uomo è andato via, no, l'uomo è capacissimo e purtroppo, ripeto, l'oltraggio dell'età è insanabile, quindi speriamo che presto il presidente Berlusconi si renda conto di come sia necessario passare la mano per la guida del partito, perché altrimenti rischia di fare insieme a Forza Italia una brutta figura, perché non, diciamo la verità, a 86 anni non si governa un partito dinamico come Forza Italia. Due domande. La prima, se c'è un delfino dopo Berlusconi. Il presidente Berlusconi, mi permetto di dire, non vuole delfini. Però questo. Se l'avesse voluto, negli ultimi 15 anni sarebbe emerso. Marina Berlusconi? No, la famiglia No. mi consenta un ragionamento. Nel momento in cui Marina Berlusconi prendesse la strada della politica, subirebbe dal mondo della magistratura probabilmente la stessa sorte che ha subito il papà. Le stesse attenzioni, ottimo, il termine è giustissimo, le stesse attenzioni di parte di quelle che ha subito il papà, per cui no. Quelli che dicono che è ostaggio del famoso cerchio magico, Lucia Renzulli, la Fascina e altre cose. Cioè il termine ostaggio è Cioè, nel senso, mi hai spiegato come la penso io, che è più quello che pensiamo noi che sia bollito, però è molto meno bollito di quanto pensiamo. assolutamente. Però nell'immaginario sembrerebbe quasi che fosse una persona anziana che è un po' E quello portano in giro. Mi permetto di dire che Berlusconi non lo porta in giro nessuno. Tutte le scelte che ha fatto, almeno finora, per quello che ho conosciuto, e non è poco, le ha sempre esclusivamente fatte lui, gli slogan li ha sempre fatti lui, cioè il partito è lui ritiene che sia una cosa sua, è una cosa sua, per cui non. No, lui dice anche il centrodestra è una cosa sua, non solo il partito. Adesso la situazione è leggermente, infatti se ci sono delle difficoltà ci sono, perché non essendo più lui il trainer del centrodestra, il presidente Meloni ha ritenuto di incrociare le dita, le lame con lui, e la difficoltà è da qui nei prossimi mesi, se difficoltà ci saranno nel mondo
della coalizione governativa saranno per le tensioni fra i due partiti, ma ripeto il ragionamento di prima, la tensione è un po' legata al fatto, molto legata al fatto che non c'è equilibrio, cioè io e te prendiamo gli stessi voti e tu hai, a parte il fatto che ci sono 5 ministri eccetera, ma ai ministri di peso, ai ministri di meno peso. Posso esprimere una battuta? La battuta che volevo farle è questa: nel 1996, nel 2008 il presidente Berlusconi fa il governo e la Meloni diventa ministro della gioventù per la prima volta. Chi è che segnala la Meloni al ministro Berlusconi, al presidente Berlusconi, secondo lei? Secondo me Fini. Perfetto. Fini, capo di Alleanza Nazionale, segnala la giovane e promettentissima Meloni ministro della gioventù. Berlusconi difficilissimamente l'avrebbe segnalata, è che Fini gli ha detto: guarda, questa giovane è bravissima, che ministero gli diamo? Inventiamo il ministero della gioventù. Ecco, quindi la selezione avviene all'interno del partito per segnalare al Presidente del Consiglio. Quindi pensare che non esistono le segnalazioni di partito per cui la Presidente del Consiglio decideva lei tutto è una contraddizione rispetto a come è stata selezionata lei. Ecco perché è che Berlusconi l'ha detto, come posso dire, l'ha detto male o l'ha detto in modo eccessivamente aggressivo, perché non è più il capo della coalizione di centrodestra, però non è che poneva un problema che non c'era, il problema c'è. C'è una cosa che io ho notato personalmente, proprio con i contatti che ho con le persone che ho sentito, che effettivamente Fratelli d'Italia né alla Lega e soprattutto né a Forza Italia piace. Cioè proprio non piace il partito. Sembra una coalizione di amore d'accordo e di grande coesione, però non si vogliono bene. Beh, questo capita in tutte le coalizioni, perché se pensiamo alla coalizione del centro-sinistra quando andò al governo Prodi, dopo 1 anno e mezzo cadde perché Rifondazione amava moltissimo. Ti blocco subito, guarda che abbiamo con noi. Sindaco, cari cittadini, è arrivato il sindaco di Taglio di Po, un mitico sindaco di Taglio di Po, piena di idee e proposte, ha trovato il tempo per apprezzare questo nostro incontro a Taglio di Po. Certo, ma sapendo che tu eri qui non potevo assolutamente mancare per venirti a dare un saluto. Signor Sindaco, lei mi fa diventare rosso. Meno male, guarda, sono anche vestito di rosso, è riflesso. Buongiorno sindaco. Buongiorno Leandro, buongiorno. Ho chiamato, ho detto: guarda sindaco, che c'è Marangoni, ha detto vengo subito, devo incastrare 3 minuti. A dire la verità è la terza riunione che tenevo in comune e ho abbandonato il tutto perché ne ho una quarta a mezzogiorno e sono in ritardo. Liberiamo immediatamente. Ecco, guarda, proprio la prossima volta quando vieni, se magari me lo dici prima, io mi programmo e rimango qua con te. Sindaco, la domanda con lei. Possono fare la domanda? Speriamo sia una domanda domanda veloce. Prego. Febbre di Taglio di Po. Siamo a 37, 38, 39, 36, 35 35 e 8. Quello che mi preoccupa attualmente non è la febbre di questo momento, magari mi preoccuperò molto con le bollette di novembre, dicembre e gennaio. Sì. Quello purtroppo speriamo di trovare una soluzione a tutto. Signor. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.